I rappresentanti del cartello sociale, Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, hanno incontrato il prefetto di Agrigento. Hanno messo in luce questioni fondamentali per il futuro del territorio, con particolare attenzione alle problematiche strutturali e infrastrutturali, come ad esempio i parcheggi, trasporti, viabilità, emergenza idrica, decoro urbano e gestione dei rifiuti. L'obiettivo principale del confronto, che è stato molto cordiale e costruttivo, è risultato duplice: da un lato preparare al meglio la città e la provincia in vista degli eventi del 2025 e dall'altro favorire una crescita duratura del territorio e superare le criticità più urgenti, a cominciare dall'emergenza idrica, dallo stato in cui versano le infrastrutture viarie. Secondo il cartello sociale, il gruppo tecnico operativo permanente istituito dal prefetto viene considerato uno strumento essenziale per affrontare le sfide complesse che vanno ben oltre l'aspetto organizzativo legato agli eventi culturali. Questo approccio mira a trasformare le difficoltà logistiche e infrastrutturali in opportunità di sviluppo, garantendo non solo il successo dell'evento, ma anche una eredità positiva e duratura per l'intera comunità agrigentina. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo e di collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali, con l'intento di individuare soluzioni concrete e sostenibili per il territorio. Con riferimento alla manifestazione promossa dal cartello sociale presso il Ponte di Milena, in programma per il prossimo 25 gennaio, in considerazione dell'interessamento diretto del prefetto nei confronti dell'ANAS per ottenere aggiornamenti sullo stato della strada, la ricostruzione del ponte, è stato deciso di sospendere l'iniziativa per consentire al prefetto Caccamo di compiere gli opportuni passaggi per avere chiarimenti in merito.